Eccoci qua, è passato un po' di tempo, lo so, lo so. Un mesetto per un piccolo, tra virgolette, infortunio. Spero di esservi mancato, ma non tanto io, il format, quindi il nostro TV7 Vertigo. Sono state delle repliche che sono andate in onda. Io ringrazio comunque tutte le persone per l'affetto, per tutto ciò che mi avete regalato. Dico sempre, non lo merito. Bene, bando alle ciance, togliamo il discorso di Emiliano, questo l'abbiamo fatto, ricordo sempre a tutti voi che siamo in diretta streaming, il nostro contatto quindi è www.gruppotv7.com/vertigo e questa fantastica trasmissione va anche in replica alle 23:30 nel nostro palinsesto TV7 Triveneta Network canale 12, non vi preoccupate, quindi il gruppo tv7.com, il nostro sito, vi dà la possibilità di seguirci anche lì in streaming. Una cortesia che dico sempre inizialmente e rompo le scatole anche durante è quella di cliccare i vostri like, regalateci i vostri like in Facebook, nei nostri social, quindi un bel like e naturalmente anche nella pagina ufficiale del gruppo editoriale TV7. Bene, bando alle ciance, abbiamo un grandissimo, sono un po' emozionato perché ritornare in onda è sempre bello. Bene, sapete che lui è una web star, ma non solo è conosciuto per ciò che ha realizzato nell'ambito del web, ma anche per le sue tante partecipazioni televisive. Ne cito qualcuno, ad esempio per la fiction, San Paolo, 100 vetrine, Tre donne solo ma non troppo, Ferrari, oppure The Roman Spring of Mr. Stone perché mi è stato anche in America, o La Vala Spacca, L'Avvocato, Radio Sex, oppure Ok, il prezzo è giusto. Insomma, un sacco di suoi lavori, è un grandissimo, avete già capito di chi sto parlando, eccolo per voi, Riccardo Sardonè. Ciao Riccardo! Mi senti? Ciao Riccardo, mi senti? Non mi sente Riccardo? Riccardo, pronto? Ahia, mannaggia, abbiamo già qualche piccolo problema con l'audio, non ci sente. Non ci sente, adesso vediamo con i nostri tecnici di risolvere la problematica. Riprovo un attimo velocemente. Riccardo, mi senti? No, non ci sente. Riccardo, provo adesso a richiamarti. Provo a richiamarti. Voi sapete benissimo che qui c'è anche poi il bello della diretta, come inizio subito per mettermi alla prova. Riproviamo a richiamare il nostro Riccardo e vediamo se ci sente. Ecco qua, portate pazienza, io ricordo comunque a tutti voi che noi parliamo... Adesso vi sento. Eccolo qua, sapete Ecco che qua. non ci spaventa nulla, avevo fatto un cappello introduttivo fantastico e spero tu abbia sentito qualcosa. No, però ho visto il labiale, quindi va bene. Va bene, hai visto il labiale? Eccolo qua, il nostro Riccardo. Ciao Riccardo. Ciao a tutti, ciao. Allora, io ti ho introdotto alla grande, insomma, ho cercato di spiegare tutto ciò che sono i tuoi lavori, ho detto che sei stato all'estero, ho detto che hai realizzato un sacco di fantastici lavori qui in Italia. Bene, adesso sto zitto un po' perché con te comunque si parla di web series e poi insomma iniziamo a divertirci anche per quanto concerne i tuoi lavori. Allora, Sì. Stuck e poi parleremo anche di horror vacui. Tu, oltre a essere un attore, sei anche un regista, quindi di web series. Da dove nasce la tua passione? A te la parola. Ma guarda, io ho fatto un po' di tutto, nel senso che ho fatto per degli anni il protagonista incantesimo, Sì, che era una fiction sulla Rai, e quindi ho fatto, diciamo, tra virgolette, un lavoro fisso per noi attori. Fare una soap o fare una fiction giornaliera è un po' come avere un lavoro fisso. Dopodiché ho sì, fatto cinema indipendente, ho fatto Ballando con le stelle, insomma ho fatto un po' tutto. Però in realtà volevo fare qualcosa che fosse qualcosa di mio, tra virgolette, o di nostro, nel senso con le persone con le quali ho lavorato. E penso che il web dia questa possibilità, quindi quando poi la tecnologia ha, ha fornito le possibilità per farlo a basso costo e quindi con pochissima spesa, abbiamo potuto iniziare a portare avanti dei progetti, siamo partiti e da lì è nata la collaborazione con Ivan Silvestrini sì.
ed è nato Stack. E poi Horror Vacui, con la collaborazione di Paola Rotasso, è nato Horror Vacui, e così via tanti altri progetti che sto facendo adesso. Diciamo che io non riesco più a fare una distinzione vera tra il web e la serie TV, e ti spiego subito perché. Perché in questo momento sta accadendo che un sacco di canali, eccetera, portali, hanno bisogno di contenuti. Quindi mentre una volta tu giravi ed era una cosa prettamente per te e la tua cerchia, la tua famiglia, i tuoi Sì. amici, adesso all'improvviso c'è un mondo intero, non parlo dell'Italia, di un mondo intero, Russia, Turchia, tutti i paesi che hanno bisogno di contenuti e sono pronti a doppiarli, eccetera, eccetera, perché prendi un canale che apre un portale del canale e deve riempirlo di contenuti. Quindi all'improvviso si è svegliato questo mercato che io, tra virgolette, avevo già visto anni fa. Riccardo, Infatti, ti interrompo, perdonami perché insomma, per una volta c'è qualcuno più bello di me, lo devo ammettere. Solo che grazie. non sei proprio centrato, quindi ti Sì, chiedo la cortesia di centrarti un pochino meglio, così altrimenti, ecco, altrimenti hai proprio i loghi di Skype, dei nostri social e ah, tutto che ti coprono il volto. Ok, cerchiamo di quindi centrarti devo un po' di più. pensare su quello, non Dalla è parte lingua. opposta, dalla parte opposta. Ecco, già un pelino ancora. Addrizziamo tutto. Pensavo fossero i miei quei loghi, figurati. No, 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 è roba nostra. Sei coperto completamente dai nostri loghi. Ecco, perfetto. Così sei centrato, ti si vede meglio. Lo dico anche per le tue fan, Ah, che se no dicono, ma come? Allora l'hai fatto apposta, Emiliano. Tutto sei tu bello inquadrato e invece lui l'hai oscurato. Non è dai, così. Senti, abbiamo chiuso il detto. mi stavi parlando di mercato, mi stavi parlando di qualcosa che sta diventando sempre più globale. Noi con Sì. Vertigo cerchiamo appunto di estrapolare queste cose, cioè di riuscire a capire come indirizzare i ragazzi a una startup, a una partenza, perché alla fin fine si tratta di lavoro, di passione che dir si voglia, ma visto il periodo anche potrebbe essere una startup, quindi partire proprio effettivamente con un lavoro. Io però do sempre per scontato che chi intervisto sia strafamoso e nel tuo caso sicuramente lo è, però magari non tutti conoscono Stack oppure Horror Vacui. Partirei subito con un video, cosa ne pensi? Godiamocelo insieme così capite di cosa stiamo parlando quando si tratta di web series. David. We're supposed to talk, David. I talk all day, can't you just do like men do? What do you mean? Can't you just seize everything you need to know about my day from the decadence of my face? Aging suits you. Thanks. Why am I here with you tonight? Because we were told to help each other get over. Get over need for manipulation. Like I got nothing better to do. No. No, what? No, you got nothing better to do than manipulating people. So, what's the name of your new problem? Emma Diaz. So, Emma, where did you get stuck? Well, Just tell me how you feel. me? I'm fine. Thanks. I was just thinking about yesterday. I was coming back home and I don't care. This is nonsense. People think to have the right to tell uninteresting stories about their families, their pets, their shopping, their health. They are unrealistic food restrictions. yesterday was Easter, but tomorrow I'm back on my diet.
And, oh, yeah, and then... Let's take advantage of Emma's verbal incontinence to get to know her better. Uncontrolled cry crisis. Compulsive. Ok, andate a guardarvela naturalmente in YouTube, giusto? Sì, sì, beh, giusto. Non è che vi faccio vedere proprio tutta la puntata. Allora, parlaci un attimo di Stuck. Questo per quanto concerne Vertigo è un qualcosa di diverso dal solito. Ad esempio partiamo dalla scelta, appunto, dicevo, dell'inglese, quindi un'altra lingua. Come nasce? Parlaci di Stuck e perché appunto farla in inglese. Beh, guarda, allora, il fatto che la scelta sia poi ricaduta sull'inglese all'inizio ci spaventava parecchio, nel senso abbiamo detto, boh, chissà se il pubblico italiano potrà mai capire questa nostra scelta. Poi... Cioè, ma tu lo dici perché siamo troppo bravissimi con le lingue, no? Voi non lo sapete, ma fighissimo, guardate, tac, è scappato, è andato via. Questo è anche appunto Vertigo, noi veramente non tarocchiamo niente. Questo è live. Questo è il vero live. A me piacciono queste cose perché sei anche... Ho fuori la mia fidanzata per quello. Cos'è che hai fatto? Ho lasciato fuori la mia fidanzata dalla porta, per quello, non avevo aperto la porta. Cioè, quindi lei suonava, chiamava, ti stava insomma bussando da un tot e tu, logicamente essendo in diretta, non... Beh, bello, dai, divertente anche questo. Dici che faccio? Mi faccio lasciare per voi di TV7 Vertigo? Anche no. Ma senti, ma possiamo salutarla? Ci fa un ciao davanti alla web? O dici no? Di là, è timida. Se passa dopo. Se passa ci fa piacere. Allora, si parlava appunto di Stuck, la scelta dell'inglese, tu dicevi, avevamo qualche dubbio, non so se gli italiani possano un pochino intuire, piacere, insomma, se può piacere, e io ti chiedevo, ma perché? Perché siamo dei somaroni? Effettivamente io l'ammetto, faccio un po' di fatica. Perché io e Ivan, quando abbiamo pensato a... Aspetta che mi centro. Yes. Perché io e Ivan... sembra di girare. Perché io e Ivan, quando abbiamo pensato a girarla in inglese, perché Ivan è il regista di Stuck, insomma, abbiamo fatto questa scelta e siamo rimasti fermi su questa scelta. Diciamo, tra virgolette, fin dall'inizio abbiamo pensato a un pubblico internazionale, abbiamo ambito a un qualcosa di un po' di più, diciamo, no? E in effetti è andata molto bene perché non so se lo sai, ma a Los Angeles Web Festival abbiamo vinto miglior regia. Sì. Un sacco di premi ovunque. Tra l'altro, quello che volevo arrivare a dirti è che anche in Italia alla fine è stato, tra virgolette, premiato al Roma Web Festival come miglior series, quindi abbiamo vinto anche contro tutte le altre web series italiane girate in italiano. Questa è la prova che si può girare in inglese e il pubblico è pronto, quindi c'è la possibilità di sperimentare i giovani sono pronti. Giovani sono pronti. Però insegnami una cosa, io vedo che tu stai sbirciando, è lì. Dai, un saluto, almeno un ciao. Non viene, al massimo grida ciao. Senti, non abbiamo detto inizialmente che tu sei collegato dalla Francia. Io ormai l'ho detto, ho violato completamente la tua privacy. Scusami. No, perché sai, fa anche chic, insomma, noi di Vertigo abbiamo effettivamente, grazie alla tecnologia, la possibilità di raggiungere chiunque in giro per il mondo. Questo lo dico anche per spronare. Dimmi. Costa uguale, no? Costa uguale, ma lo dicevo appunto per spronare tutte le web star o gli emergenti a farsi conoscere, insomma, vi raggiungiamo ovunque. E la cosa più bella è che noi, lo ribadisco, stiamo cercando inviati da tutto il mondo. Sapete che noi abbiamo già i nostri che ormai conoscete, ma ci piacerebbe averne altri. Con il vostro stile noi non vi imponiamo nulla, mi raccomando. Dovete rimanere quello che siete perché così ci piacete. Allora, Riccardo, stavo dicendo un sacco di premi, ok, però insegnami una cosa, ma chi se ne frega anche forse dei premi? Perché alla fin fine ciò che una web series oppure comunque in generale un artista come te deve raggiungere è il premio, cioè di essere seguito e amato dal pubblico, giusto?
Ma guarda, io non mi pongo più questo perché in realtà faccio quello che mi piace. Adesso sono in Francia, sto lavorando anche in Francia e sto portando avanti un sacco di progetti anche in Italia, però non vado più, tra virgolette, quando fai un prodotto che funziona e ti piace, già sei ripagato. Io non vado a guardare le visualizzazioni, anche perché non so come dirti, io non sono una web star Sì, alla Wish che devo certo. puntare ai subscribers. Io punto la creatività in un altro modo, anche Will Wash lo è, ci mancherebbe, tanta stima per lui, ognuno fa quello che gli piace, proprio questa è la frase, ognuno faccia quello che gli piace, perché per ripromuovere e far ripartire la creatività dobbiamo puntare a fare questo, perché sennò ci ritroviamo a fare le solite cose stile fiction TV dove, che ne so, c'è l'incipriato di turno che fa il belloccio in una serie per la casalinga a casa. Insomma, io voglio fare cose un pochino più importanti. Però, però è curioso sentirtelo dire perché posso parlare un secondo, ci provo, no? Vediamo che Sì, faccia fai. Dite sarebbe del Vimercà, tu sei partito, sei di Vimercate, sì, giusto? Ecco, sì. e le tue origini, guardate la faccia che fate che ho parlato in Lombard. Allora, senti, poi però, dicevo, mi sei partito proprio grazie anche a 100 vetrine, incantesimo, quindi è strano sentirti Certo, dire questo, ma ma io anche sono tutti, nel senso stimolare la creatività. io dico, io dico che, esempio, io non è che adesso non vado a fare una fiction, tra l'altro devo fare una fiction a breve su una rete importante e la faccio, ci mancherebbe, però perché non fare qualcosa che possa andare in tutto il mondo e proporre gli italiani come abbiamo fatto noi con Stack? Perché forse le persone non lo conoscono, ma Stack ha vinto un sacco di premi. Esempio, pure io ho vinto un premio molto prestigioso in Inghilterra che si chiama Man of the Hour, ho vinto come migliore attore di web series. Sì. Ma poi ne abbiamo vinto veramente tanti. Siamo arrivati, ti dico, per dirti una cavolata, tu mi hai parlato di soap opera, eccetera, eccetera. Brooke di Beautiful è Sì. una fan accanita di Stack, è diventata amica prima del regista e poi di me, ma da Los Angeles anche ieri è uscito un articolo bellissimo che poi ho messo sulla mia pagina Facebook, dove hanno fatto tutta una specie di sinossi di tutte le puntate, cioè siamo riusciti ad arrivare fino là, perché no? Ma questo è proprio lodevole e ciò che nel suo piccolo Vertigo vuole fare è proprio spronare appunto, come stai dicendo tu, la creatività. Non, lo ripeto sempre, non serve chissà che roba, non servono grandi telecamere, grandi studi Bravo. televisivi né niente, Infatti giusto? ci tengo a dirti una cosa. Sì. Poi ci Stack, godiamo un altro video sempre di Stack. Stack è stata girata a casa di un'amica del regista, in una sala, Sì. e spostavamo il divano e praticamente abbiamo scombussolato la vita di queste persone ogni volta che entravamo lì dentro a girare, con dei costi bassissimi, non bassissimissimi, nel senso che avevamo camere e tutto il resto adeguato, ci mancherebbe, però la creatività è quella che ha vinto. La sceneggiatura di Silvestrini, forse la mia interpretazione, l'interpretazione di tutti gli altri attori, che tra l'altro Valentini Zumi ha vinto anche come miglior attrice a Roma Web Fest. E, insomma, abbiamo stravinto tutto quello che c'era da vincere anche in Italia. Non è che non conti vincere queste cose, perché comunque te ne dico una: chi ci ha premiato è Principini, che è un produttore importantissimo. Se vai a vedere, ha fatto 3.000 progetti, 3.000 cose. C'era gente molto importante, eppure anche loro sono attenti a quello che stiamo facendo noi in questo momento, quindi è importante. Allora, adesso come da promessa ci godiamo quindi un altro video, naturalmente di Stack. Sì, io mi allineo. Previously on Stack. Emma, you are going to be my new assistant. Ramona, your stage is over. You asshole! She's mad at you, man. I know. What can I do for you? I want a son from David.
Oh, Madonna. Fuck! Good morning. We didn't. You would remember it. You were just tired, that's all. That's why you don't get breakfast. Who resisted? I did, but honestly, you could have tried harder. You should thank me then. I worship too much the time we spent together. That sounds like the perfect reason to fuck. That's the perfect reason not to. We really should. We should. But we'll be better than that. Yeah. I guess we will. May I? Help yourself. Are you having fun You mean now? now in your life? Am I having fun? Are you making fun of me? No, no. Too bad. Sorry I'm late. No problem. Let's go to my office. Bene, e come dico sempre, se volete sapere come va a finire, andate naturalmente in YouTube e continuate a seguire Stuck. Io però voglio chiederti sicuramente come nasce un'idea appunto per partire con una web series, come funziona. Tu so che sei anche regista, quindi ti sei trovato a essere attore, potevi dire la tua, come funziona? C'è un brainstorming, ogni attore segue ciò che sono le direttive del regista o si può creare, visto che si parla proprio di questo, di creatività? Guarda, io nasco come attore, dopodiché a un certo punto ho deciso di iniziare a studiare regia, ho iniziato a attendere dei corsi, ho iniziato qua in Francia, poi è andata avanti così, un po' la passione e tutto quanto. A un certo punto ho iniziato, sicuramente ne parleremo dopo di Horror Vacui, perché Horror Vacui poi è una mia idea e tutto quanto. Penso che prima di tutto è molto importante creare un gruppo solido all'inizio, perché io una web series già l'avevo in mente 5 anni fa, ancora non era stato fatto nulla e ci incontrammo un gruppo di amici eccetera eccetera, ma non funzionò perché non c'era quel pathos tra di noi e quindi non è partito. Anni dopo, 2 anni dopo, 1 anno e mezzo dopo ho incontrato Ivan, che è una persona splendida, molto facile, un talento, ma prima di tutto una persona meravigliosa. Ci siamo messi lì e abbiamo deciso di mettere giù un progetto insieme e siamo partiti. Lui conosceva, sono molto abile nell'utilizzare delle sfumature mie che ho
vita e portarle nella serie Sì. e fare una sceneggiatura molto, molto adatta a un tipo di comicità che io riesco a tenere e così via. Però se non ci fosse stata questo pathos, questa forza, questo rispetto tra Cioè il noi, gruppo, esatto, il gruppo che sarebbe- funziona. Beh, ma quindi credo che sia tu, cioè in ogni settore, in ogni cosa è fondamentale. tutto. Guarda, ti dico, io adesso sto portando avanti diversi progetti, tra cui la regia di altre due cose, cioè mi hanno chiesto di fare la regia e ti assicuro che girare qualcosa che non è tuo non è facile, perché poi ti ritrovi una sceneggiatura e ti trovi a discutere magari con un produttore e con questo produttore non è facile poi far valere le tue opinioni, perché te sei chiamato ad eseguire un qualcosa. Invece, È proprio quello che ti chiedevo, appunto, cioè a volte, avendo adesso acquisito l'occhio della regia, sai come funzionano determinate cose, magari ti verrebbe da dire da attore, no, guarda, forse è meglio che la facciamo così perché poi rende così e cosà, e tu un pochino me lo stai confermando. io credo tantissimo nel lavoro di team, nel senso Sì. che io, per dire, ascolto tantissimo il mio aiuto alla regia, che alla fine è come se fosse pari a me, un regista come me, nel senso qualsiasi suo consiglio per me è importantissimo. Tra l'altro io ne ho uno bravissimo, quindi sono molto contento. Ma E senti, sì. e visto che hai detto consiglio, è un consiglio tuo appunto proprio da Sardonè, quindi da Riccardo, per chi si sta approcciando al mezzo, la creatività, ok, abbiamo capito, altro che ti verrebbe da dire basico? Ma guarda, allora prima di tutto, di base, la persona con meno esperienza mi viene da ridere a dire questa cosa, ma dovrebbe essere il regista, nel senso che per me, quando ho iniziato a fare la regia, ho preso tutti i professionisti intorno a me, nel senso Sì. il produttore ha preso tutti i professionisti, quindi ho preso il top come fonico, un fonico top che ha sempre lavorato nel cinema, operatori che avevano già fatto un sacco di cose e così via. Mi sono messo con un gruppo di persone che erano abituate a lavorare, quindi diciamo il novello, la persona che iniziava a fare la regia, cioè quello meno esperto ero io, con tante idee e tutto quanto, quindi è stato proprio un lavoro di team. Dopodiché sono andato avanti a studiare, sto andando avanti a studiare, ho fatto seminari, corsi, tutto quello che vuoi. Adesso mi sento molto più pronto anche per fare delle cose più grandi, oltre alla web series, però io sarò sempre una persona che comunque lavora in team, credo tantissimo che sia importantissimo lavorare in gruppo, non è vero, non mi piace anche come attore, te lo dico, non mi piace il regista che si impone sugli altri, mi piace il regista che lavora in brainstorming con il gruppo, che guarda magari... Hai detto una cosa che mi è piaciuta, il fatto di studiare. Noi con Vertigo però, te lo devo dire, abbiamo scoperto che purtroppo, almeno in Italia, o non solo, funziona anche un po' tanto l'improvvisazione per quanto concerne la rete. Forse perché la televisione e tutto il resto, come ci siamo detti inizialmente, ha stufato, ha annoiato e si cercano dei contenuti, qualcosa di nuovo. Forse sarà anche la crisi che sono tutti quindi alla ricerca del sorriso, di divertirsi, insomma, per dimenticare ciò che accade. E quindi è bello sentire qualcuno che dice bisogna studiare, bisogna prepararsi, solo che mannaggia, tu non guardi le visualizzazioni, ma molti altri fanno proprio questo anche proprio come professione. Ma le visualizzazioni arrivano, nel senso che ti dirò, noi su Coldcast, che è il canale dove vanno tutte le web series, per mesi e mesi e mesi e mesi siamo stati tra i più visti in America, negli Stati Uniti. Però se noi non ci fossimo concentrati nel fare un prodotto con una sceneggiatura di un certo tipo, cioè per noi è stato un esperimento, ma abbiamo cercato come target, se vuoi saperlo, secondo me, magari poi Ian mi smentirà, il target americano. Avevamo in mente comunque, il nostro sogno era di riuscire a fare qualcosa là, e infatti l'abbiamo fatto, abbiamo vinto, Ivan ha vinto la regia e così via, tutte le cose che sono successe. Però ti dico, in realtà
il mio consiglio è Sì. questo. Allora, io sono partito a fare il regista sulla base di un sogno, cioè nel senso mi sono detto mi piacerebbe fare il regista, mi sono messo a leggere libri, eccetera, eccetera. Mi sono buttato nella regia e strada facendo ho capito Sì, abbiamo alcune qualche cose, problema inizio a con farsi Skype. Abbiamo perso, Sì. perdonami Riccardo, abbiamo perso un attimo la voce perché sapete che siamo realmente in diretta streaming, non perché appare il cartello qui No. sotto, ma proprio perché vedete che a volte c'è l'inconveniente vero. Stavi dicendo, ti sei buttato? No, bisogna buttarsi, Sì. nel senso anche se non hai la tecnica per fare qualcosa, per girare dei video, per fare delle cose, è giusto buttarsi, provare, però è anche giusto poi procedere in un cammino e studiare quello che sto facendo io, nel senso che adesso non mi tiro indietro da nessun seminario, da nessun corso, da nessuna cosa, esattamente come ho fatto per la recitazione, ma anche come attore non si finisce mai di Beh, studiare. certo, certo. Allora io ti lancio un altro video e concludiamo così la parte per quanto concerne Stuck. Dopodiché parliamo insieme di Sì. Horror Valkyrie. Ok. Widow, after a year of marriage, with him exploring his homoerotic fantasies and then got eaten by sharks. My brother didn't die. I lied so much. It's gonna be hard to explain. I need no explanation. No. I need an explanation. Will. Don't you think it's time? For what? Please, be romantic. Don't let me ask for it. Is this about marriage? Thanks. We are so happy. You don't think this is forever, do you? I don't believe in forever. Well, no one believes in forever, but it's such a bad thing to say to the woman you love. You don't want to leave me, and neither do I. So, what are we doing here? Let's give it a try. We can always divorce. I just want you to know that I understand your fears. I'm not afraid. You never want to play games you may lose, Will. What's wrong about that? I don't take responsibilities I can sustain. Well, sometimes in life you have to lie about your skills and learn dancing while you dance. Who told you that? You did. I say many, many things. I know you'll be brave. Va bene, torniamo in diretta. Mi stavo commuovendo un pochino perché era un momento molto romantico. Quali sono, secondo te, gli ingredienti fondamentali per una web serie di successo? A me verrebbe stupidamente da dire belle ragazze, delle trame insomma un po' particolari, un pizzico anche di ironia, però l'esperto sei tu. Guarda, dipende che serie fai, perché per dire Stuck è una serie, un dramma, quasi un comedy, quindi si ha bisogno di attori, esempio comici. Io ho di fianco a me ho Vincenzo Alfieri, Sì, che è un, che saluto e un spero di bravissimo avere, attore. e spero presto di avere a ha fatto- Vertigo. Sì. È già stato a Vertigo? No, a breve, a breve. Infatti E lo lui- salutavo da Ruffiano. È molto, cioè siamo stati io una spalla di lui e lui una spalla di me nella web series, siamo stati complementari. Bisogna trovare bene appunto degli attori che riescano a recitare bene insieme, che ci sia una professionalità. Adesso ti dico proprio quello che penso. Io penso che alcune web series purtroppo
col fatto di pagano più del discorso tecnico, estetico dell'immagine, pagano più il fatto di utilizzare tanti attori che non abbiano mai fatto nulla e quindi magari non riescono a tenere dei copioni, delle sceneggiature efficaci. Quindi magari sarebbe giusto su degli attori, su delle persone che magari non fanno gli attori, avere dei copioni più adatti a loro, che parlino come parlano loro nella loro vita. Invece delle volte vedi delle web series, eccetera, che gli attori non riescono a sostenere il ruolo che fanno. Ma questo succederebbe anche a me se vado a fare Shakespeare all'Elizabeth Theatre, cioè è proprio un discorso soltanto di pratica. E di entrare nel personaggio. Io purtroppo vedo che a volte, anche se poi le reputo carine, no? Queste web series di ragazzini che insomma le girano anche con l'iPhone, sono molto in gamba e fanno quello che sono pensate. Sono pensate per fare dei video che facciano delle visualizzazioni, però io le scindo, le separo da quello che è poi la web series seria fatta per essere venduta. Ti faccio un esempio. Sì, io ti voglio fare una domanda scema, sì. Però ne approfitto, insomma, ho un attore, magari se lo chiedono tutti, ma ci deve essere sempre uno scemo che ha il coraggio, insomma, di fare il domandone. Riccardo, ma quando pomiciate, limonate alla grande con ste gnoccolone, i baci sono finti? Come funziona sta cosa? E soprattutto, visto che sei fidanzato, quando rientri sono mazzate oppure no, sai, tesoro, è il mio lavoro e qualcuno lo deve fare? Beh, ma questo è quello che dici sempre, no? Dici sempre il mio lavoro. Certo, io poi sono un ex animatore turistico, quindi quella frase lì l'ho sempre detta. Infatti, sai cosa? Che in realtà sono finti i baci, perché comunque quando togli... Riccardo, ho già capito, dai, devi dire così, ma noi vediamo che sono veri, altro che sono finti, no. Dai, vabbè. Senti... Dico, se non c'è la passione, nel senso tu hai 20 persone, un fonico, aiuto fonico, direttore della fotografia, macchinisti, attrezzisti, 50 persone su di te e ripeti la stessa scena magari 10 volte, è meccanico, è come dare un bacio a un muro, cioè certo. È diverso. Non Guarda, era solo un cappello introduttivo perché adesso è un momento, un istante, insomma, un po' ironico. Sapete che noi abbiamo il nostro Grave, il nostro inviato fantastico. Oggi non c'è il nostro Andrea Righi Ramboso, però godetevi in questo momento il collegamento con il nostro Grave. Vediamo oggi che cosa ci regala, che cosa ci combina. Ciao Emilianissimo, grazie ciao. per la linea. Allora, oggi ci troviamo in collegamento da Napoli per uno scoop sensazionalissimo. Praticamente stiamo incontrando la cartomante più famosa di Napoli, la quale mi ha appena fatto le carte, come possiamo vedere, e mi leggerà il responso adesso in diretta. Allora, cosa dicono le carte? Caro signore, mi dispiace dirglielo, ma lei verrà rapinato. Come verrò rapinato? E lei verrà rapinato, non lo vede? Qui c'è una carta che parla molto chiaro, furilegge. E questo vuol dire che lei verrà rapinato, c'è l'arma, ma questo mi se ne va via insieme alla birra, di cui credo che lei sia un gran bevitore, ma questo non c'entra niente con la previsione. E che c'è sta furilegge. Ma guarda, i bevitori di birra no, e poi tra l'altro è impossibile perché Miglioretta ci sta a sagittario che mi entra in collisione proprio questa notte con Giove. Ma guardi, la scende, crea una collisione. Abbia pazienza, ma c'è un motivo. La notizia è impossibile per un semplice motivo. Come tu sai, Emiliano, io vado sempre in giro senza portafoglio, quindi come farò a essere rapinato? Oh, aiuto! Emiliano! Avevo detto io. Vabbè, sono cose che capitano, Io spero che il labiale e il video fossero in sincrono, perché qui purtroppo magari con la tecnologia, sapete, qualche piccolo intoppo c'è. Allora, noi adesso voltiamo pagina insieme al nostro ospite, che ricordo magari per qualcuno che si fosse appena sintonizzato con noi in streaming, che Riccardo Sardonè non solo mi ha partecipato, insomma, come in veste di
di attore, ma mi è anche regista, come vi stavo dicendo, e da lì è nata appunto un'altra web series che è Horror Vacui. Quindi parlaci un pochino di questa serie che è completamente differente, qui si finisce nell'horror. Ma guarda, in realtà non è un horror, però bisogna vederla per capirla, perché in realtà ha a che fare con tutt'altro. Horror Vacui nasce come altre cose che sto portando avanti Riccardo, adesso. ti interrompo Sì. un attimo, perché tu hai un vizio che ha una persona che ho sempre amato, con cui ho avuto insomma la possibilità di lavorare. Io so che tu sei stato anche valletto di Iva Zanicchi, giusto? Ah, io ho fatto un sacco di cose. Ok, il prezzo è giusto. E lei ha sempre avuto la cosa di mettersi la caramella, anche un pochino come fa la Simona Ventura. E vedo che te l'ha attaccata sta cosa. Ah, vabbè, no, in realtà ho fame. Perché, come sai, sono in Francia, sono stato fuori, pioveva, non so come sia il tempo in Italia, ma qui è un disastro. Guarda, Piove. per raccontarti una balla, qui c'è il sole, c'è sempre il sole. Sì, e cosa ti stavo dicendo? Non mi ricordo più. Che non è appunto proprio un horror, è un qualcosa che comunque ti tiene incollato. No, nel senso che questo è un progetto che nasce con un gruppo di amici. Niente, un giorno parlavamo e c'era questo produttore che è un mio amico che si chiama Luca Raffaelli, che ha detto mi piacerebbe lavorare insieme. Io ho detto guarda, e lì c'erano anche Valentina Melis e Mirko Cattaneo, che poi sono anche gli attori di Horror Vacui. Sì. Io un soggetto ce l'ho, perché in realtà avevo pensato a questo soggetto tempo prima, perché io ho un sacco di progetti, poi piano piano li sto portando a termine tutti, quindi sono contento anche per questo. E ho raccontato la storia, a Luca è piaciuta e niente, ha detto va bene, ci sto. E da lì è partito il tutto. Poi io ho chiamato Paola Rotasso, con la quale ho fatto la regia e ho scritto anche il Horror Vacui, la sceneggiatura. Quindi ho fatto sia regia che sceneggiatura che soggetto. Tutto, super creativo. E ci ho fatto pure un ruolo dentro. Quindi nel senso, ecco, questa per me è Horror Vacui. Volevo spezzare, in realtà non volevo fare un altro ruolo simile a David Rea, perché non volevo togliere nulla a Stack, volevo fare qualcosa di totalmente diverso, perché Stack già allora stava andando molto bene e non volevo compromettere Stack, quindi ho pensato di fare una cosa legata più a un horror alieni, una cosa di questo tipo. Sì. Senti, ci godiamo un pezzettino, un estrapolato? Sì. Ora non voglio il perdono. Voglio solo delle risposte da voi e sto tornando a prenderle. E noi? È tempo che non c'è più noi. Abbi cura dei ragazzi. C'è qualcuno? Poco fa ero lì in quel maledetto studio. C'erano tutti. E facevano dei discorsi che non saprei neanche ripetere. L'unica cosa che so è che lui non è Markov. Non so come, ma conosce i nostri piani. Ho trovato questa. Dammela. Ciao, sono Bruno. Appena senti questo messaggio mi chiami subito. Credo sia successo qualcosa a Anna. Sta per essere stravolto l'equilibrio globale. Voglio che lei sia accanto a me quando questo accadrà. Se avesse voluto saremmo già tutti morti. Volevate la verità? Ecco la verità. Siamo in guerra. Dite che abbiamo fatto prigioniera una di loro. Vediamo come reagiscono. Tu sei l'unica che può convincerli a tornare. Se quest'uomo è un pazzo, un satanista, una di queste nuove cazzate religiose, io voglio saperlo adesso. Io credo che tu non abbia capito. Le sto solo chiedendo che se lo vede, se riesce a parlargli, la prego, mi chiami. Che razza di posto è questo? Qui niente quello che sembra. Bene,
Bene, come ben sapete, andate a curiosare in rete, giusto? Io poi però ho visto anche dei volti di amici che arrivano dalla pubblicità e non solo, anche dalle telepromozioni, ne hai citato già uno tu. Va bene, questo è un po' una palestra che poi ti porta effettivamente a diventare sempre più l'attore che, come sei tu appunto nel nostro caso, può spaziare creativamente in tutti i vari ruoli, giusto? Dalla web alla televisione a... Guarda, la cosa è questa, che per Horror Vacui abbiamo preso tutti, tra virgolette, amici. Sì. Abbiamo cercato di formare un cast di amici e abbiamo preso attori di fama come Francesco Giuffrida, che ha fatto i 100 passi, Marco Tullio Giordana, che ne so, Sì. ha fatto 3000 film, che è il protagonista, uno dei protagonisti principali di Horror Vacui, a attori magari inesperti, nel senso che non avevano ancora fatto molto, inesperti nel senso che non avevano ancora avuto la possibilità di fare web series Sì. o fiction da protagonisti, però nei quali ho creduto, perché hanno mostrato grande impegno e tutto quanto, e devo dire che tutto sommato con i mezzi e i tempi che avevamo siamo molto contenti di quello che hanno fatto. Però fai conto che Horror Vacui ha circa 10 protagonisti, quindi veramente abbiamo di tutto in Horror Vacui. Dall'attore, come ti ho detto, Francesco Giuffrida, a magari uno meno esperto che ha fatto moltissime pubblicità, tipo, che ne so, vabbè, senza fare nomi, sono diversi, capito? Senti, ma se tu dovessi dare un consiglio, visto che in rete comunque c'è un po' di tutto, secondo te funziona di più l'horror, tra virgolette, quindi un filone più noir, più tenebro, più cupo, o la commedia che poteva essere appunto quella di prima di cui si parlava, quindi con un po' di ironia, un po' di intrigo, quindi stack? O il fantasy, completamente fantasy? Io penso che funzioni molto il comedy, anche se è saturo, e prego di non fare più web series su attori o cose del genere, perché giri, vedi solo web series su attori che fanno provini, su attori che fanno cioè, secondo me a un certo punto uno deve anche guardarsi intorno e vedere Esatto, per questo te lo chiedo, perché il mercato comunque è un po' saturo di queste cose. Io ho fatto così, nel senso, io non mi sono inventato l'acqua calda, ho guardato, ho visto che c'era un sacco di web series comiche su attori, su gente che si prendeva in giro, poi ho guardato quello che c'era su science fiction, che c'erano più cose di vampiri, robe del genere, e ho provato per fare una cosa completamente diversa che era legata agli alieni, comunque Horror Vacui, poi oramai è già uscita fino alla 10ª puntata, quindi... Secondo te, verso che direzione si arriverà, insomma? Ad esempio la televisione, io ti parlo del mio, la televisione sta, come stavo dicendo, un po' stufando, si sta trasferendo un po' tutto in rete, piuttosto che ci sono degli ibridi come lo siamo noi. Io ricordo sempre la replica alle 23:30 su TV7 Triveneta Network, canale 12, vi ricordo anche il nostro sito dove potete vedere se non vi raggiungiamo con il nostro segnale, che è gruppotv7.com/live, ok, per seguire la replica. Quindi secondo te verso quale settore o tematica andremo a finire con le web series? Profetizzo questo, nel senso che siccome ogni grande canale televisivo avrà un portale e questi portali dovranno essere pieni di contenuti, gli attori in generale, anche quelli più noti, inizieranno anche loro a fare questo passaggio. Tra l'altro, senza farti il nome, io sto già collaborando con un attore arcinoto per una web series, ma è normale, perché il passaggio, una volta si faceva solo cinema e poi a un certo punto è arrivata la televisione. E piano piano qualcuno si è avvicinato alla televisione, adesso si avvicinano al web, è un passaggio normale. Faccio un po' il pettegolo, ci provo, insomma, alla fine sono un giornalista. Per caso l'attore arcinoto, visto i tuoi trascorsi con Moce, non solo, insomma, è uno che adesso è in giro tra le tante cose a pubblicizzare dei telefoni?
No. Ho sbagliato, ho cannato alla grande. Ci ho provato. Ho detto, Non magari... è noto come lui, è uguale. Stavo parlando di Raoul Bova, insomma, avete capito anche voi. Allora... Raoul sta facendo di tutto, cioè tanta stima per lui, eclettico al massimo. Eclettico, è un esempio, prima di tutto come persona, perché è una persona fantastica, e poi come attore lo stimo tantissimo. Allora ci guardiamo un altro pezzettino di Horror Vacui e poi io ti ringrazio e ti congedo, perché sai benissimo che in conclusione di TV7 Vertigo dobbiamo parlare con le nostre ragazze di Rosso Limone. Godetevi ancora Horror Vacui. È tutto di tuo gradimento. Papà, ma chi cazzo sei? Al mio sensei di non usare il karate fuori dalla palestra, ma questo mi ha proprio rotto le palle. Nasconditi. Fai pena. Mi sa che questo karate non funziona molto. Allora, io ti devo salutare e ti ringrazio. È stato per me un piacere e un onore, insomma, ospitarti a TV7 Vertigo. Ti lascio quindi ricordare tutto ciò che sono i tuoi social, dove possono seguirti e soprattutto seguire i tuoi lavori. Guarda, allora, sulla mia pagina Facebook, che trovano, è aperta a tutti, sul mio account di Twitter, e lì bene o male posto tutte le cose. Adesso sono in Francia e poi tornerò in Italia a lavorare. Già settimana, non questa, quella prossima, sono in Italia a fare una pubblicità come regista. E niente, poi andate avanti. Esempio, adesso c'è una bellissima iniziativa di un mio amico che ha fatto un social network proprio per gli artisti, che si chiama Cabled, con la k.com. Cioè, secondo me internet è il futuro, tutto lì andrà. Io ti ringrazio, è stato un piacere, lo ribadisco, in bocca al lupo per tutti i tuoi lavori e per i progetti, e sappi che mi hai un pochino anticipato che ci sono due amici in Australia che sono interessanti, soprattutto per TV7 Vertigo. Ciao, ciao e grazie Riccardo, ciao. Allora, io adesso tecnologicamente saluto, congedo il nostro Riccardo e vado a chiamare subito al volo la nostra Katia Ferrazza. Lo sapete, di Rosso Limone. Siamo un pochino in ritardo, me ne scuso, accelero un attimo i tempi, spero che tutto funzioni, anche perché, eccola qua, è già prontissima, grande. È un piacere ritrovarti, bando alle ciance, le ragazze di Rosso Limone le conoscete, quindi ciao Katia, come stai? Ciao Emiliano, bentornato a te, a tutto Vertigo, che Grazie. sono sempre di più quelli che ci seguono. Perfetto, mi fa piacere, è uno stop di salute che mi ha riguardato, però tante persone ci hanno atteso e ci vogliono bene. Perfetto. Infatti. Banda alle ciance. Di cosa parliamo questa sera? Vedo un qualcosa che conosco, però... sì, ma quella è mia. Io ti volevo fare questo. Quella cosa che hai lì sotto alla giacca o al maglione, non riesco a capire bene, la conosco. Che cosa sono? Delle corde queste? Esatto. Si parla di bondage? Boh, chi lo sa? Stasera si parla di bondage perché abbiamo deciso di fare un corso di introduzione al bondage. Sì. Ma siccome la gente molte volte
non capisce esattamente che cos'è il bondage, ma lo vede magari come una cosa che può essere dolorosa, brutta, negativa. Pericolosa, purtroppo a volte lo è stato quando si è inesperti. Esatto, o io si volevo esagera. parlarti non tanto di bondage vero e proprio, ma di come lo vede Rosso Limone il bondage. Perfetto, hai 5-6 minuti perché mi scuso con te, sono stato un po' io lungo. Prego. No, ho visto la puntatona con Riccardo, fantastica, bellissima, bravi, bravi, bravi. Grazie, grazie. Beh, dipende sempre da voi, io sto qui soltanto a chiacchierare. A te. Ovviamente a seconda di chi c'è va la puntata, ma è stata proprio una puntata fantastica. Grazie, grazie. Allora, ti racconto, sai che noi amiamo tanto la coppia e siamo fatte per il legame. Esatto, con voi lo diciamo sempre, si parla del rapporto di coppia, non è che siamo qui a sponsorizzare le corde, il bondage o certe cose, si parla di coppia. La coppia può trovare in quello che è il bondage, che puoi chiamarlo come vuoi, io lo chiamo bondage perché così viene riconosciuto. In realtà noi parliamo di legature, che però non sono finalizzate al dolore, ma sono finalizzate alle coccole, al massimo delle coccole. Tu prova a immaginarti, mio marito quando mi ha, tra virgolette, convinto a conoscere questa pratica, me l'ha spiegata in una maniera fantastica. Mi ha detto, prova a immaginare un uomo che si dedica a te, persona, per un'ora, mezz'ora, 40 minuti, coccolando il tuo corpo e creando dei disegni con le corde su di esso. Quanto può essere coinvolgente, quanto può essere piacevole una cosa del genere. Quanto unisca effettivamente, appunto, come abbiamo detto, la coppia. Infatti, diventa un preliminare più lungo. Un preliminare diverso e più lungo e molto molto coccoloso, cioè non vediamo il discorso del bondage come una violenza, ma proprio come una grandissima coccola, un tocco continuo sulla tua pelle che fa un'altra persona, che non deve essere per forza una coppia, che non deve essere una coppia uomo-donna, che non deve essere, può essere qualunque persona, è proprio un gioco di coccola grande. Dopo è importante che venga spiegato da qualcuno che ti sa spiegare quello che è la sicurezza, questa innanzitutto. Sì, hai fatto bene a sottolinearlo perché alcuni nodi e poi vicende che abbiamo letto sui giornali sono sfociate in tragedia, perché stavo dicendo alcuni nodi sono veramente anche troppo efficaci, mi verrebbe da dire. Sì, questo non è quello a cui noi puntiamo, noi puntiamo a una cosa diversa. È importantissimo anche l'uso dei materiali, cioè una corda che sia abbastanza larga da slegarla facilmente. E da cosa partire? Da cosa partire? Cioè da polsi e caviglie o? Guarda, il corso che facciamo noi, che sarà proprio la base, partirà appunto dai polsi, dalle caviglie e dal reggiseno, quindi dal corpo e dallo slip, cioè creare queste legature in questi punti che sono molto sicuri. Sì, quindi non c'è tipo di, insomma, di problematica. Non parliamo di sospensioni, non parliamo di chissà che, parliamo soltanto di adornare il corpo dell'altra persona con una corda invece che con un pennello, invece che con una lingerie, ma con una corda. È soltanto l'uso diverso e il tempo che dedichi all'altra persona. Ma questo corso dove... Il primo corso lo faremo qua nel Bellunese. Sarà il 23 e il 24 di novembre e lo faremo qua nel Bellunese. Il maestro si chiama Davide La Greca e è di Roma. Verrà su proprio per fare questa cosa base. Poi da qua partirà in tutta Italia, quindi ovunque ci siano Stavo già fantasticando, caspita, allora ci colleghiamo durante la lezione. Però vedremo insomma di combinare qualcosa, magari grazie a voi e al maestro, di vedere in anteprima qualcosina, potrebbe essere, giusto? Potrebbe essere sicuramente, in qualche maniera ci metteremo d'accordo, sarà un sabato e una domenica, ma io so che con i nostri potenti mezzi riusciamo a fare tutto, esatto. Senti,
A me è piaciuto moltissimo, ti chiedo scusa per la celerità, ma qui il tempo fugge e approfondiremo però da promessa questa cosa del bondage perché è interessante, è molto bella. Io ti saluto e ti ringrazio, ti lascio l'ultima battuta, prego a te. Io sono solo felice, sono sempre più felice di quello che facciamo perché vedo che ogni cosa che viene introdotta viene compresa per l'affetto che vuole rendere. Sì. È importante questo, siamo felici di parlarne anche con te, di utilizzare anche Vertigo per far crescere questa idea di coppia sempre più forte. È questo quindi il messaggio. Noi parliamo di web star, di series, diamo la possibilità a voi, se volete, mi raccomando, di diventare i nostri inviati, li vogliamo da tutte le parti del mondo, quindi mi raccomando, contattateci e mi raccomando, abbiamo tutti i social possibili, insomma ci trovate in rete. Io ringrazio Katia Ferrazza di Rosso Limone, grazie a tutti voi, questa è stata la prima puntata, mi conoscete, sapete che io sono un po' diesel, parto un po' acciaccato, anche la tecnologia è così questa sera, ci ha regalato qualche piccolo intoppo, ma poi pian pianino inizieremo di nuovo a spaccare come sempre. Ciao Katia, ciao a tutti voi e naturalmente a domani, ciao! 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 Ciao!